Quanti anni è che organizzate questo tipo di laboratorio di muretti a secco? Siamo arrivati al 7° anno. I primi 3 anni sono stati fatti in forma amatoriale, diciamo tra un gruppo di amici che tramite i social del paese hanno messo in piedi questa iniziativa con un maestro scalpellino, e chi aveva voglia poteva venire a fare alcuni sabati a ripristinare questi antichi muri e imparare un po' il mestiere. La cosa ha preso molto più piede di quanto immaginassimo all'epoca. E dopodiché, una volta costituita l'associazione Antica Pieve d'Asio, siamo passati a farlo in maniera istituzionale, quindi organizzata dall'associazione e in collaborazione con l'Ecomuseo Lisaganis, e questo adesso è il 4° anno di laboratorio di costruzione del muro a secco. Fatta! Come mai da Lignano per fare un laboratorio di muretti a secco? Ma è una cosa che mi aveva incuriosito, visto che era stato messo appunto in programma, e avendo qui il mio compagno che ci vive, gli ho detto a lui: ma perché non facciamo questo muretto a secco? Proviamo. Abbiamo la fortuna che qui abbiamo un paio di persone che conoscono bene questa tecnica, e quando è partito questo seminario io ho tanto insistito con la mia compagna per poter venire a fare un'attività del genere. E la cosa più interessante è la difficoltà che hanno avuto i nostri vecchi nel creare chilometri e chilometri di muretti a secco. Noi oggi eravamo in 20, abbiamo fatto sì e no 20 metri di muretto a secco, quindi non posso immaginare il tempo che hanno dedicato allora per poter fare tutte queste stradine, tutti questi sentieri che sono bellissimi. È un'esperienza multidisciplinare che riporta le esperienze locali, geologiche e spontanee nell'arte antica. Quindi mi mette più a contatto con gli elementi migliori che abbiamo: terra, legno, pietra. E a conoscere anche intrinsecamente cosa è contenuto è una cosa straordinaria. Ci manca questo contatto oggi? Totalmente. Ed è questo contatto è antico, secondo me, e fa parte del futuro. Il sasso giusto da incastrare esiste sempre, basta trovarlo. Il laboratorio negli anni si è posto come obiettivo il ripristino dell'antica viabilità del paese. Qui la strada provinciale è stata costruita solo alla fine dell'Ottocento e originariamente si transitava solo attraverso la viabilità in pietra, quindi queste mulattiere noi le chiamiamo clapadorie, perché il clap in friulano, quindi una strada in selciato di sassi che era costruita per recuperare il materiale dai terreni, dissodarli e quindi adibirli a pascolo e creare appunto i passaggi tra le varie borgate. Quest'anno, in accordo col comune, abbiamo deciso di riaprire questo tratto di antica viabilità che collegava la villa principale con le Pradis, le grotte di Pradis, Pradis di sotto. Il problema è che dopo il terremoto è stata costruita la circonvallazione del paese che ha tagliato in due questa strada. L'obiettivo, assieme all'amministrazione comunale, è di riaprirla, quindi si potrà di nuovo partire dal centro del paese attraverso questi meravigliosi boschi di faggi e arrivare alle grotte di Pradis. Oggi, anche grazie alla tutela UNESCO dei muri a secco, che è un tema di grande attualità, si sente di nuovo l'esigenza di recuperare questi straordinari manufatti costruiti dai nostri vecchi, e per salvare delle tecniche che ormai stanno andando perse, perché sono poche le persone che ancora oggi conoscono, hanno la manualità per fare questo mestiere e per saperlo trasmettere anche alle persone più giovani. Io l'ho imparato da mio nonno, che era uno degli ultimi scalpellini della zona. Mi stavo sempre dietro, solo che ho imparato quasi, non niente, ma poco, perché è mancato che io avevo 16 anni. Quella volta forse la passione ce l'avevo solo di guardare, adesso la passione è quella di creare con le cose che
mi ha tramandato questa persona, ecco. Cosa bisogna osservare quando si taglia una pietra? Una cosa essenziale è guardarla prima, capire, perché anche la pietra ha una venatura come tutte le cose. Come il legno. Come il legno, la stessa cosa, diceva sempre che dovevi guardare, in friulano si chiama la pioda, che sarebbe la vena del sasso. Per esempio questo sasso qua ha questo senso qui, questa vena da questa parte si rompe, da questa parte invece si rompe dove vuole lui. Se prendi la vena giusta è come anche la carne, cioè ha tutto il suo... È un ascolto della pietra. Sì, esatto. Poi col martello lui sentiva il suono della pietra, dalla compattezza del sasso, ecco. Perché diceva suone da cionder, cioè suonava da marcio, da vuoto. È difficile trasmettere queste conoscenze a delle persone neofite? No, io ho avuto tante soddisfazioni, c'è entusiasmo, c'è partecipazione, c'è la voglia di imparare una cosa che è una manualità, cioè le mani, l'occhio. In questo caso noi partiamo da un manufatto preesistente che oggi vedete ricostruito, ma che solo 2 settimane fa era qualche metro più a valle, completamente ribaltato con l'apertura di quello che è il tratto a monte. Quindi la prima parte è lo smontaggio e la pulizia di tutto il materiale che si è accumulato nei decenni, tantissima terra, metri cubi di terra, di ghiaino, di sassi. Viene sgomberato tutto il materiale, accatastato in maniera che tutte le pietre si vedano, si possono scegliere. Si riparte dal tratto di fondazione che noi abbiamo ritrovato, quindi quello lì non si tocca perché è già buono. In questo caso possiamo vedere abbiamo dovuto rifondare un pezzo perché il muro aveva spanciato e quindi siamo andati sotto a portare in avanti la fondazione, che è questa qui sotto che vediamo con grandi massi, e poi siamo ripartiti come si fa qualsiasi muro dall'antichità, tirando lo spago. Il paramento esterno viene fatto con pietre di grande spessore che però hanno una faccia squadrata e che generalmente si incuneano verso l'interno. Viene fatto un sistema di controvento in maniera tale che altri sassi messi in direzione contraria vanno a incunearsi con quelli principali e a dare struttura a tutto il paramento murario. Quindi tutti questi sassi qui, oltre al peso che hanno sopra, sono anche incuneati da dietro. Una volta fatto il livello completato con questo sistema qui, viene fatta la parte più importante del muro, che non è quella che noi vediamo qua, è quella che non si vede, che è il sistema di drenaggio. Questi muri possono stare in piedi migliaia di anni, l'importante è che l'acqua venga portata via. Quindi bisogna evitare che la terra si infiltri nel muro e che l'acqua non vada a gonfiarla e a pesare, perché l'acqua pesa tantissimo, quindi questa terra bagnata spinge poi questi muri e quando si gonfia con le piogge ha una forza talmente importante che li spinge in fuori, poi il muro spancia, come vediamo lì, e butta in fuori e a quel punto lì il muro collassa e si apre la voragine, il drenaggio viene perso. Quindi viene fatto un drenaggio a livelli diversi, con grossezze di pietre diverse, si parte da pietre più grosse fino ad arrivare a sassetti sempre più fini. Noi spesso abbiamo dei bambini nel corso che raccolgono secchi di ghiaino, di sasso spaccato, per andare a riempire bene tutti gli interstizi. Questo permetterà un perfetto drenaggio dell'acqua che uscirà da tutte le fughe del muro, che infatti è a secco, non c'è malta, e soprattutto eviterà l'infiltrarsi della terra. La terra, oltre ad avere il problema dell'acqua, ha il problema che fa nascere la vegetazione e anche la forza delle radici contribuirà a rompere di nuovo i muri. Poi quello che si cerca di evitare è di fare linee di spaccatura, quindi come i mattoni vengono messi sfalsati, quindi un sasso andrà a coprire la fuga dei 2 sassi sotto, in modo da evitare che si aprano linee di frattura che potrebbero dare spinta e apertura al muro. Questo è un cantiere che, se fosse stato fatto a spese del comune, sarebbe costato decine o centinaia di migliaia di euro. Invece in 3 giorni noi abbiamo un budget di spesa di 1.500 euro l'anno per fare questi lavori. Paghiamo l'assicurazione per coprire tutti i partecipanti e il resto sono un rimborso spese per i maestri che vengono qui a impegnare le loro giornate. Il resto è tutto volontariato.